Buonasera, voglio, troppo bello, guarda, voglio veramente, volessi abbracciare, volessi rannuare, sono troppo contento, voglio, ma è inspiegabile, veramente sono anche un po' emozionato perché è un mese e passa che non ci sentiamo, che non facciamo la live, cioè, voglio, e mi manca, veramente mi mancava tanto, quindi, boh, è un po' strano, mo, perché io mi ero abituato a fosse, non so, a parlare solo in da stanza qua, annanzi al computer. Scusatemi un attimo solo, subito problema tecnico incredibile, scusatemi. Sono troppo contento, ma è... Sta parlando chi là... Veramente, sono anche un po' emozionato. L'anime destra che potevo mancare, no? Per questo esordio stagionale, il problema tecnico che era il fatto che non so se sentivate la doppia voce, ma praticamente essendo che io apro anche un'altra pagina di YouTube dove praticamente poi leggo i commenti, ma l'anime di destra vecchia io di solito abbasso tutta la voce su questa pagina qua, perché sennò si accavallerebbe, no? La mia voce e più quell'altra là. Invece mo non trovo pulsante, no? Perché chissà stu cazzo YouTube veramente sta cagnando e cosa, ogni 3 quarti d'ora piglia e cagna e cosa. E non trovavo il pulsante, mo l'ha già stupate e quindi siamo punto e da capo. Vabbè, giusto per rovinare l'atmosfera di emozione, no? YouTube se va a mettere sempre, a mamma YouTube, no? Se va a mettere sempre in mezzo per rovinare. Quindi voglio veramente riprendiamo. Voglio, troppo bello, troppo sono proprio in da pace a me, proprio in tu fatemi bellissimo, voglio troppo bello. Non vedevo l'ora e va famocca, incominciamo. Allora, voglio partire subito che saluto perché voglio una siete cuofen, addirittura ho dovuto chiedere l'aiuto di mia moglie, figura che già ci va scrivere tutti i nomi su lì, pure perché non aveva tempo, e quindi non mi dice niente, dite che i nomi di chi devo salutare, ho detto a mia moglie, e tu li scrivi. E quindi partirei subito nel salutare tutti quanti, a così stiamo a posto. Allora, prima è Maria Cristina Oliva, che veramente voglio bene e ci veramente segue parecchio, ma e ha fatto pure poi tuo cognome che te ne. Vabbè, comunque poi ci sta Alberto Varchetta, grandissimo, e Vincenzo De Santis, che sono amici di Pianura, abitano qua a Pianura. Poi ci sta Sara Dion, o pezzotto della Christian Dior, che qualcuno ricorderà sicuramente, ho salutato in qualche altra live. Poi ci sta Francesca Mazzocchi, che mi ha minacciato, e se non mi saluto stavolta te sconosco. E no, Francesca, per carità, io saluto tutti, per carità. E quindi la saluto. A lei, a suo marito e a suo figlio, che sono Angelo ed Enzo Livorno, a così si chiamano, li saluto, così non mi sconosce. Poi ci sta grandissimo Lorenzo Calò, voglio troppo bene a Lorenzo che è un grande, che mi ha regalato una cazzo di cose, Super Sandro, canzone capace me a mettere, quindi loro perdonami perché ce l'ho di là, ma tutti i modi che faccio ma live mi scordi di mettere. Comunque una bella medaglia del Super Sandro, pallone ovviamente pezzotto del mitico Super Santos, e qui lo saluto. Poi c'è sta Michele Centanni, grandissimo, poi Massimiliano Marra, che dice saluti da Monaco di Baviera, cioè saluto ma tutto quanto a Monaco di Baviera. Massimiliano De Duco, anzi mi ricordo che mi scrisse una volta sta a Monaco di Baviera, voglio qua praticamente in Germania, lo saprete sicuramente, e quindi figurate l'onore, onorato che voi mi vedete la Germania, cioè napoletani che state là in Germania, veramente vi abbraccio innanzitutto perché state lontano da casa e su cazzaca, mi rendo conto, e vi saluto perché grande Massimiliano che mi dici questa cosa, a me mi fa piacere che ci seguite, mi seguite pure l'area Germania, cioè mai mi sarei aspettato un giorno questa cosa, però vabbè, fa piacere. Come poi sta Riccardo Simonetti, Giuseppe Esposito, Enza Luciano, Andrea Anatrella, bellissimo questo cognome Anatrella, mi fa pensare Paparello, cosa, però è un cognome molto simpatico. Poi sta Mattia Lettieri, Jenny Gargiulo, Luca Nasti, Marianna Iodice, grandissima Marianna, ci do un bacio, Alessandro Ascione, che saluto Mucchiat, vabbè, io ti saluto già, ma ti conosco però ti saluto lo stesso, mi spiace che si chiat, però che fa, io pure tengo avanti, quindi Mucchiat, però qua siamo nella stessa, navighiamo nella stessa, in due stesse frigoriferi, quindi non ti preoccupare. Poi ci sta, chi è? Francesco Pellegrino, Pasquale Carpinelli, Luigi Acitubeggi, mia moglie ovviamente è bielorussa, quindi non so cosa ci vuole, vabbè. Comunque Luigi Parisi, Michele Sarappa, Raffaele Altieri, Anthony Iena, grandissimo Anthony Iena, che non capisco dove si chiama così, è un tributo a Clementino. Poi sta Gaetano Piacente, Carlo Viesti e Desiree Viesti, che penso che è Asor, Renato Bencivenga, Francesco Marchetillo, Marchetillo bellissimo su cognome, Luis Giusi Teale, Mario Cantone, Alessia Castaldo, fammi un saluto speciale, ma cominciamo a questi saluti speciali che già fa, che dice salutami anche Mario, Martina, Ivana e Salvatore,
Poi Pasquale Martusciluca, che ragazzi lo conoscete già in qualche live, è grandissimo Pasquale, oddio, scassa cazzo esagera. Antonio Pellegrino, Nunzia la Sartulella, che è la mamma di Antonio Pellegrino, che mi segue, a me veramente mi fa troppo piacere che questa signora segue me, per me è una cosa incredibile, che fa la sarta come mia mamma, perciò si chiama la Sartulella. Poi c'è sta Valerio Baldanza, Nando Cabral, Celeste e Rosa Esposito, Diego Mauro, Giovanna Di Martino e Marco Schettino. Aiuto. Veramente abbiamo fatto mezzanotte per salutarvi tutti quanti, ma io l'ho sempre fatto con piacere, ma stasera ancora di più perché siete cuofani voi e mi faceva troppo piacere. Oggi stiamo andati a toccare che sono cuofani commenti, vado subito a vedere chi ci sta in linea ovviamente. E voglio scusare per chi non sapesse i gaggi passati in questo mese, non i gaggi passati, chissà che, cioè nel senso cosa, perché non ho fatto le live in questo mese, che io mi ricordo che l'anno scorso ad agosto le ho fatte le live perché stavo a casa, però quest'anno una volta è successo fatto tra mamma YouTube che ha cagnato tutto santo Lazzaro e qui non si è capito niente più e non riuscivo a fare più la live. Mi ricordo una di agosto non riuscii a farla per mezzo che la mamma YouTube ha cagnato tutte le disposizioni che poi dopo ho capito e quindi poi dopodiché sono partito, per chi non sapesse, sono chiuso a Baia Domizia in un lido a lavorare su un lido a fare animazione perché stanno così con un compagno mio si è aperto questa agenzia di animazione, ma ha chiesto Fabri Moni a Danimarca una quindicina di giorni e quindi sono andato là una quindicina di giorni, che poi sono stati 20 giorni e quindi ho avuto veramente modo di poter fare una live perché là a linea a Baia Domizia c'era proprio schifo e quindi era proprio cioè, improbabile fare una live. Poi il tempo già stavo perché voglio fatica l'animazione è una cosa è bellissima, però ti distrugge, però il tempo non ce n'era. Dopodiché poi sono venuti i suoceri mirabili, Bielorussia e tutto il resto, e quindi non ho potuto veramente fare la live. Poi ieri, che era l'unico ricambio con lui di fare live, è stato l'onore, è stato l'anniversario, non so che dico sempre onomastico, è stato l'anniversario di matrimonio mio e di mia moglie, che hanno fatto 3 anni di matrimonio, e quindi grazie per gli auguri che mi avete dato un po' a Facebook, che ho letto, e ho pure ringraziato un po' a tutti quanti. E quindi non ho potuto fare rimane, cioè ieri non l'ho potuto fare, ha città fa mocca rimane, cioè può venire pure Gesù, scusate, ma proprio Gesù Cristo anche lui, però io stasera non me ne fotto proprio a già fare live perché veramente voglio, ma mancava proprio questo fatto di fare la live e staccare. Ci faccio fatta una palla perché l'ha citto 4 volte, però è vero e quindi io lo voglio proprio come si dice estrapolare, no? Esternare, no? Lo voglio proprio esternare perché voglio veramente mi è mancata. La live è una cosa bella che a me mi è sempre piaciuto di fare e non finirò, spero di non finire mai di farla perché è troppo bella. Comunque a fanculo, vado alle ciance, scusate l'introduzione bella lunga e tutto il resto, passiamo veramente poi a iniziarla questa benedetta live e quindi andiamo a vedere chi ci sta. Io vedo subito un nome che voi ricordate sicuramente è un grande, Alicm o Bastone. Per chi lo conosce è inutile che io spenda delle parole per lui, per chi non lo conosce Alicm o Bastone non è niente di... è un nome che lui si è messo a cangop, non hai capito perché è un po' ambiguo come nome, questo si può dire. È un grandissimo, Is praticamente piglia e scrive delle cose che a me mi fanno sempre ridere. Andiamo a vedere cosa dice. Buonasera, rubati voto non ci sono stato perché stavo girando un film dei mie, perché lui veramente sceneggia dei commenti qua sopra che sembrano dei film, la partecipazione alla mamma YouTube. Ecco, vabbè, quindi sta suonando un porno, suonando un film porno con la madre di YouTube che io, vabbè, comunque spero che ti sia divertito. Luigi Bosso, sono il secondo grandissimo Luigi Bosso, pure lui. Gennari su un terza, poi cazzo fa la classifica ogni volta su un primi su così. Mi manca il commento di Forza Napoli, che è il grandissimo Forza Napoli, di solito è sempre il primo commento, questa volta ha fatto festa. Ah, ecco qua, Forza Azzurri, scusa, Forza Napoli, eccolo qua, il quinto commento. Ocero finalmente mi fatto partire questa diretta, ciao casa caduta e un saluto a tutte le case cadute, passate buone vacanze, ti voglio bene, io ti voglio bene a te, e veramente cioè, ci saluto a tutti i case cadute, che ovviamente siamo, è inutile manco dirlo oramai perché noi veramente nel cuore, nel nostro DNA siamo proprio Palazzo Frace, e quindi questo è un saluto che vi ha voluto fare Forza Azzurri e ve lo faccio pure. Raffaele Russo, ci ho fatti i soldi, fosse la Maronna, ma che ride, si ne fatti i soldi, stai cappiando a casa mia. Comunque se ti serve uno che ti mantiene la casato cola, quando parti con furore io sto qua, ma grazie, ma io la casato cola, ma posso mantenere pure solo io.
e quindi non mi serve. Vabbè, vado avanti. Antonio Pernice, ciao bello, grandissimo, saluto, Prugna Scaduta, addirittura è uscito un uomo qua, Prugna Scaduta è presente, che ogni tanto esce un uomo di quelli particolari. Gianni Omega, vabbè, Francesco Novillo, Fabri, cosa ne pensi del Napoli? Voglio per i Cavrità, ve lo confesso proprio così. Io sapevo che ci sarebbe stata una domanda del genere questa sera. Io vi dico proprio tanto, sono stata cazzo e mi farei una partita con Napoli quest'anno. Vuoi perché la prima partita con Napoli si vinto là ci si faticando e quindi non me la sono potuta vedere. La seconda non mi ricordo perché non me l'ho già vista, per carità, ma non me l'ho già vista, quindi io non so proprio nulla, a parte un mercato, a parte te fiori e merda che abbiamo fatto a livello di Soriano e roba, ma ancora mangiare un Napoli che gioca e quindi voglio come si dice, infatti per un veicolo rumore un Napoli pure per poterlo e poterne parlare. Comunque ti ho fatto un bicchiere di vino, Gianni Omega, no, assolutamente non mi hai fatto un bicchiere di vino, sono molto esaltato ed entusiasta, perciò mi vedo tutta così, ma di solito sono pure abbastanza così. Comunque no. Roberto Carlino, c'è anche lui perché purtroppo voi in giro, ma qua ci sta scritto Roberto Carlino, il suo account, ma siete a vostro Dio che fa la Conad, no, che la Conad sia con voi, e si scema, allora non ci avete proprio la pezza a capo, o bicchieriere vino se l'ha fatto Roberto, che la Conad sia con voi, ha sbagliato proprio il nome del supermercato, noi siamo sempre emmettiani e quindi cioè, per carità. Flyed Bartoschi, ti ricordi il video al Comic Con che case cadute? Sicuramente si riferisce, no, ha pensato video a Casato Colo, penso sia quello là, e mi ricordo come Gianluca Panzuto, un saluto dal presidente Pulvirenti, oh, mamma mia, io veramente Gianluca è un grande, l'ha conosciuto Village, a Uride, a Baia Domizia, è grandissimo presidente, voglio bene, lui è veramente uno che ha le mani in pasta, lui lo sa perché e io lo saluto con grande affetto. Lui insieme ai suoi amici là mi hanno fatto divertire, io mi sono proprio divertito al Lido a fare animazioni e ho conosciuto questo gruppo Guaglione, ho conosciuto un sacco di gente, ma questo gruppo Guaglione mi è rimasto impresso perché ogni volta che facevo con questo gruppo Guaglione praticamente scattava questo applauso, era il nostro tormentone, appena ci avremo allora subito applaudivamo, arrostivamo ma ce ne fotteva proprio, la gente ci guardava, ci capisci? E mi sembra così, cioè applaudivamo, questo è il nostro tormento, diciamo, cioè siamo stati veramente che mani rosse, diciamo, tutti i giorni che stiamo a applaudire, perché poi il leader era piccolo, ci avremo, ogni cosa ci avremo e quindi stavamo sempre ad applaudire. E io lo ricordo molto con affetto, Gianluca e la Vranghi casa che ha avuto dei compagni suoi che mi sono rimasti nel cuore. Allora, Tony e Manu, buonasera, grandissimo Tony e Manu, poi questo due case che stanno qua a pianura, oramai siamo diventati anche amici con Tony e Manu, e Tecnogiami, finalmente Fabri il suo Giacomo Danzica, grandissimo Giacomo, Gina Lungo si sente con lei, no? Visto sui commenti prima, sembri Enrico Ghezzi, voi non so se ricordate, Enrico Ghezzi è una di casa Caruto, che praticamente faceva un programma la sera, coppa la sera, a notte faceva il suo amore, solo quando eri piccino vai a scuola la mattina, purché di non svegliarmi la mattina, io tenevo su fatto che mi arrivate le sono fine 5 la mattina, così tenevo la scusa in capo, invece poi mi sono chiuso a quei 5, ma come cazzo posso farmi uscire la mattina e facevo questo ragionamento. Quindi mi vedevo la tele fino a tarda notte e quindi alle 3, 4 di notte facevo su Enrico Ghezzi, no? Che poi chi è Enrico Ghezzi? È uno che praticamente c'è l'autore di Blob, che la trasmissione fa Rai 3, sapete tutti quanti, penso Blob, no? Quel montaggio di immagini satiriche, no? Comunque Enrico Ghezzi c'è stata trasmissione che si parlava, una maglia young zazzoso, veramente sporco ruoio, io non so quest'uomo come faceva a fare questa trasmissione, insomma, tu di questa maglia ti si parlava in da televisione, cioè, però comunque guardava tipo là, cioè guardava in da cazzera la telecamera, non capisco perché, ma non guardava in da telecamera. Poi ci capita un po' tenere lente, che si evidentemente era poco ciecato, e quindi non forse non aveva la telecamera, o se aveva un mobile e si pensava che era la telecamera, non lo so. Con chi si parlava? E parlava però la sua voce si sentiva indifferita. Allora tu dovevi una volta e diciamo, visto secondo me hanno sbagliato 3 anni a Tizzano Rumen, può essere con tecnica se è dormito, che ne sacci, no? E quindi ha sbagliato a premere e quindi la voce va indifferita, lui parla e la voce va indifferita, no? E poi vi la seconda volta, vi canale che si parla e la voce va sempre indifferita. 1, 2, 3, 4, 5 volte, tu dici, ma che se fosse o tecnica se sta nei film porno, tutte le sere, perché non è mai possibile che questo signore su siti destra che ci fanno indifferita a Rai 3 comunque sono 4 anni, però è sempre Rai 2, Rai 3, ora fanno il suo problema tecnico di scala, no, poi ci capita a Rob 100 anni, era proprio uno stile suo di parlare e fare andare la voce indifferita, perché
diceva, ho letto, o Coccrun Might, ma poi è solo che è una cacata, però vabbè, come questo mi dico, capite, diceva, no, il facendo così, boh, era una cosa tipo che era più, la gente sentiva di più quello che dicevi, una cosa che sto, me ne fotto, o chissà Enrico Chezzi, con tutto a lungo, ecco. Vabbè, comunque chissà, Luca Bios, ma sei sempre abbronzato, no? Guarda, rispetto, la verità, sì, un po' così, perché a me piace più solo, però rispetto agli anni passati, mi ricordo che l'anno scorso veramente pareva Roberto Carli, stavo proprio abbronzato, infatti mo un po' più bianca, però me ne fotto proprio perché, non so, l'anno scorso ci tenevi più all'abbronzato, volevo fare nire, sarà stato l'influenza, mo c'è voi Roberto Carli, però comunque Forza Azzurri, Casa Caru, appena da ci visto ma già rapata, addirittura proprio cose proprio addirittura homosex qua sulle nostre live, voglio bene, vabbè la prendo come una cosa diciamo, di bene. Vabbè, comunque chissà fatta che fa schifo chi lo dice, vabbè grandissimo Tonino 1 e che se mi mette proprio mi fai domande molto semplici. Stefano Nicolella, ciao Fabri, quando è che vai da Pacos? Ma sono passato oggi perché poi tengo fuori a casa. Pacos è un barbiere a Roma che taglia i capelli, no? E sa proprio lui abita, cioè abita, cazzo, è un negozio proprio fuori dove abito io, quindi io ci passo tutti i giorni e oggi l'aggiunto a salutare come sempre, perché chi mi chiama pure va chi di mia spandana va là, dice, ci muore chiacchiere, poi me no. Comunque no, ma perché quando vai da Pacos, ma che puoi intendere? Ho fatto i capelli, immagina che una smart i capelli, vabbè, forse sono boh, non si vedono boh, ma me li sono tagliati, ma ci ho fatto pure la barba, vabbè, anche se me la dico un po' aggiustare. Luca Brunaccini, ciao frate, ma grandissimo Luca, Giulio Naviglio, salutami ti prego Fabio, altrimenti passo a Conad, ma assolutamente Giulio io ti saluto e ti lungo pure una cosa sotto per non passare a Conad, io ti pago. Tecno Giammi, chi si già la Gillette, ciao Cerru, Gennaro Sollo, grandissimo. Credo zoom automatico, addirittura come dice zoom automatico, Tony e mano, non so, c'è chi non Superman niente e quindi non ne ho idea. Stefano Masi, Fabri, domanda insolita, sono 3 anni che sei sposato, non pensi mai ad un tuo ipotetico figlio? Ma sinceramente sarei pure, diciamo, come si dice, falso, no? Se ti dicessi che non ci ho mai pensato, ma ci ho pensato pure prima quando eri sposato, nel senso che cioè, una persona, un guaglione, no? A meno che tiene 20 anni, che tiene la capo proprio, ma pure a 20 anni secondo me uno pensa di fare un figlio. Ma sì, comunque ci ho pensato, ragazzi, però sinceramente non mi... cioè, allora, io ti spiego una cosa. Cioè, secondo me, almeno a me capita che un po' crescendo, ogni tengo 30 anni, non so vecchio, ma manco 20 anni, no? E quindi crescendo a me mi capita di non so, più vedi creature piccirelli, più muovono che la cosa, dici, ma però vado là, cioè ti viene più quella sensibilità verso i bambini piccoli quando vedi cool che creature. Però da qui a dire che io mo facesse un figlio, ce ne vuole secondo me, chi se ne fatto mie, cioè non me la sento, da per ora non me la sento, poi può essere che fra un anno, fra 2 anni, ma viene una capata, ecco. Vabbè, per ora non è così. Comunque, Andrea Catalano, c'ero tanti saluti, tornato da poco dalla stagione estiva a Ibiza, beh da te, io ci sono chiuso, ma era il mese di maggio, come pare passate 100 anni quando sono da Ibiza. Vabbè, comunque Alicto o Bastone, eccolo qua, è partito, voglio Alicmo Bastone, scusa. O diretto, è partito con le sue sceneggiature che ora apprezzerete perché io ve le leggo. Alicmo Bastone, o direttore Roconad, Fetascilla, così si chiama, i supereroi Pascal Super Macellar e Pianura, Gaetano Palmush e Uzi Clement che l'unico superpotere ci ha fatto ci ha fatto crescere un panare in da mutanda unito accattano un deodorante perché lo fatus purtroppo aspetta un attimo ci pezzo commento mentre leggevo capita spesso questa cosa di perdere il commento mi ha scusato che ti ho rotto la storia durante la sua allora, ripeto da capo giusto perché allora, il direttore Conad che si chiama Fetascilla, i supereroi Pascal Super Macellare e Pianura e Gaetano Pallamosci, o Clemente che l'unico superpotere ci ha fatto crescere un panare in tanto unito accattano un deodorante per chi lo fa tu. Ecco, poi si ferma qui, la storia continuerà dopo, ma non lo so, all'ultimo passone manna a me perché mi è rimasto così, comunque continua. Intanto io vado avanti. Allora, Alessandro Ascione, abbiamo lo stesso frigorifero, Cerro Uchiat presente, grandissimo. Allora, se tu Uchiat, Alessandro Ascione, sì, vabbè, io tengo un frigorifero che non è proprio grande, però è abbastanza capiente. Comunque a me passa anche poco, nel senso che io mangio pure in mobile, cioè io trovo anche roba dove diciamo, non è solo il frigorifero, diciamo quello che mi allatta, io cerco anche di trovare il cibo in altre, vabbè, perché lo spartiamo in varie parti, ma come tutto quanto, quindi comunque a me non dipende solo dal frigorifero. Vincenzo De Lucia, buonasera Fabri, che piacere vederti e riscontrare che tieni finalmente una spaccetta connessione a buono. Questo non è proprio vero perché
in tenga connessione, che sempre c'è la connessione, ma fa piacere che invece tu che stasera la linea ci sia amica e quindi alla fine a proposito di connessione poi devo anche cambiarla la connessione, ma ci sei mancato pure a me, voglio, ma la città ci fa questo papello iniziale perché anzi voglio vedere pure quante ne siamo in linea perché ho sapito che ogni tanto va cavarendo sta cosa, ma giusto per una questione di curiosità. Quando siamo 50, voglio, quindi un numero abbastanza quelli che siamo quasi sempre stati, no? Fondamentalmente, tranne picchi di che sa, poi è capita 150, vabbè, ma capita che la volta che facete quella che la cosa come si chiama, la sezione Alessia Marcuzzo fatta, però di solito siamo sempre stati una cinquantina, 80, 70, giusto? Vabbè, comunque ci siamo. A Russo, a Vincenzo chissà, cioè, chi è che sta sul bingo, Tony e Mano, in tutti sti saluti manca solo il Papa, il Presidente della Repubblica e Rosario Muniz. Effettivamente abbiamo fatto veramente 5 minuti di saluti, ma ne valeva la pena. Mary Oliva, eccola qua, grandissima Maria Cristina, mamma mia fabbrica onore, mi hai salutata per prima, ecco la fontana di Voglio, ma tu sei grande, Oliva, che veramente a me, il tuo cognome è molto simpatico, e già la città all'inizio facevo qualche battuta, ho fatto che tu currivo, non mi ricordo quali battute facevo, ho sempre stronzate, cose va. Con Ivagna, che si chiama Ivagna, perché penso che tu scritti Ivana con la H su, cioè Ivan, H-A, forse Ivagna, non lo so, comunque Ivana Cassaldo grande, voglio bene, ti saluto anche a te. Juan numero 0, no? Questo è tutto un nome molto particolare. Fabrizio Tancio in diretta su Facebook che fa concorrenza. A proposito di dirette in coppa a Facebook, io poi ho potuto appurare che in coppa a Facebook fanno le dirette. Io mi sono informato un attimo e ho visto che se non possiedi ci pensate pure in ora fa coppa a Facebook e tutto questo, però si può fare soltanto se c'è la pagina che sta già capito, io vi dico quello che ho capito io, poi se ne sapete più di me mi fa piacere che mi facete capire questa situazione, perciò ne parlo. Allora, oggi capite che si può fare soltanto su una pagina, se si tiene una pagina può fare diretta, io non la posso fare perché ho il profilo privato, quindi non la potessi fare. Forse la potrei fare su Frank e Cerrone, sulla pagina Frank e Cerrone, però non ci capite, la pagina deve essere verificata, voi mi capite, quando dico verificata significa che la sponda blu, la pagina tiene che la sponda blu che significa verificata, oppure la posso fare normalmente, senza che abbia io la pagina verificata. Vabbè, comunque a me, sinceramente, non mi sembra, poi aiuta, correggetemi se sbaglio, cagagno qualcosa, se la faccio in coppa a YouTube e metto link in coppa a Facebook o la faccio direttamente in coppa a Facebook. Io non lo so se cambia qualcosa. Secondo me può cagnare qualcosa, però voglio vedere voi come riuscite, voglio confrontarmi, cioè facciamo capire cazzo, cioè apriamo questo dibattito su questa cosa. Vabbè, comunque chissà poi, infatti Stefano Nicolella tutto live, scusate, sto sputando vicino in coppa da senso se si vede, se riuscite a fare varie sputazzate parlando e capita che uno sputa. A me raramente, però mi capita sempre che chi sta parlando con me, mi sputo in faccia, che è una cosa veramente odiosa. Mi capita ultimamente, mi stavo ricordando, che stai parlando con uno e chi si praticamente ma facette una sputazzata. Ma questo era uno che non sputava solitamente quando parlava, però sapeva un poco casà, non lo so cosa stava raccontando, sapeva un poco infervorare, no? Mentre raccontava questo. E ci ha scelto una sputazzata, bella piena, una bella sputazzella, ci ha scelto proprio a pallonetto e mette a finire tipo il cango oppure che secondo me se ne rese conto anche lui. Allora mo nacque quell'imbarazzo, no? Che io ero stato sputato in faccia. Chi mi era sputato in faccia? E secondo me se ne era accorto. Però tra di noi non ci volevamo ricere perché poi non avevamo questa confidenza, diciamo, tra se era un compagno mio sputato in faccia, però non era un amico mio, una persona che stava parlando, non mi ricordo da quale conto, e quindi mi sputava in faccia, se ne accorge. Io cioè, ovviamente che mi sputava in faccia, però io tenevo l'imbarazzo, ci volevo ricere, guarda che mi sputato in faccia. Io se non volevo ricere, scusa, ma ti ha sputato in faccia, continuammo a parlare in questa cosa, però intanto chi mi ha sputato in faccia e io quindi io parlavo, no? Io pensavo che pensavo cioè nel senso che volessi lasciare qua, no? Volessi a fare sul team, fa schifo e continuo a parlare con questo che cazzo stai, cioè a me tu mi sputavi, cioè mi fa, sai, è brutto a pensare che uno cioè da salivi uno in coppa una, allora tu li spulozzavi perché mi sentiva ancora che la goccia sputa, donna, io con una fino a poi mettere a fare la doccia, però è da subito poco che si parlava, quindi
poi dopo grande doccia, vabbè, comunque mannanza, Palazzo Fracido, buonasera, che come ha salutato, Alessio, grandissimo, Alessio Enigma, bellissimo, manca pure tu, la GIT, grandissimo, Alessio Enigma di Caserta, voglio bene. A proposito, Creedom, che manca poco che organizza su Raduno a Caserta, ha già parlato solo con Raffaele, con Carmelo Migliaccio, ma io non ho potuto sto mese, perché l'avevo voluto fare all'inizio di agosto. Ora parlo del raduno di Caserta, però sicuramente lo faccio e lo faccio veramente in questo mese qua. Ma mi sono liberato dalle cose che dovevo fare e quindi su raduno a Caserta lo farò e sarci caduto a Caserta e quindi per questo te lo dico. Tony e Manu giustamente dicono: ma perché live del lunedì se oggi è martedì? Ma perché a live solitamente continuiamo sempre a farla di lunedì, però il voto è capitato pure che l'hanno fatti martedì come oggi, però comunque si chiama live del lunedì perché Antonella Lella, grande, che saluto perché me la ricordo che sta sempre spesso e volentieri qua nella live. Cioè, spero che i suoceri tuoi li portate all'MD. Guarda, di carità non l'ho aggiuntato all'MD, questa è una cosa che vi deluderò su questa, però veramente non l'ho aggiuntato all'MD, per carità. L'ho aggiuntato su tutto Viz, perché comunque ho avuto anche molto piacere, perché l'ho aggiuntato per esempio a Pompei, dove io cioè, mi vergogno anche un po' di dirlo, però proprio volevo essere pure voi, che cazzo aiuto mai a Pompei. No? Io sinceramente non c'ero mai stato a Pompei, era grande rammarico da parte mia non essere mai stato a Pompei, perché gli spacci veramente è una cosa importante, no? Che abbiamo qua a Napoli, in Campania e quindi non essere mai andato a Pompei, a 30 anni, cioè era proprio una cosa, cioè, ecco, ho approfittato dell'occasione che sono venuti i miei suoceri e quindi si è venuto a Pompei, è stata pure una bella giornata, ci sfascimi capro, scusatemi come si dice, la parolaccia, però facevano qua per esagerare, però sono stato buono perché sono stato proprio scelto pure un posto, non posso fare di Pompei che si scassa la scarpa, comunque vabbè. Vabbè, mannaggia, Giulio Naviglio, salutami ti prego Fabio, altrimenti passo una da voto, è una minaccia. Giulio, ti ci salutato, la seconda volta mi ci sono fatto la conad, mo tronco venga a dare un coach in capo. Stefano Sgariglia, Fabri, hai i tuoi suoceri mai offerto? Chissà dopo come città tu le dici, città H hai, cioè che tu dici ai tuoi suoceri e città hai, i Vanessa sputare noi, però vabbè, sorvoliamo. Ai tuoi suoceri hai fatto la Choconut, no, ma anche che saggi fatto, ma facile, poi sicuramente qualcosa dell'MD stanno a casa mi sanno mangiata, quindi non si è trattato della Choconut, però la casato cola sì, per esempio, la casato cola gliel'ho data, e ti dicevo, ma che buon male, no, ma la casato cola, io ho sempre detto che la casato cola nella bottiglina piccola è veramente buona, e che ci va a perdere stranamente nella bottiglia grande la casa d'Ocolo, non so perché, però esce più sfiatata, esce più, invece in bottiglie piccole la casa d'Ocolo veramente si avvicina molto al gusto della Coca-Cola, veramente frizzante. Boh, vabbè. Comunque Tony e Manu, guarda, manca a fare l'apposta, c'erano anche i tuoi suoceri russi mangiano prodotti MD, ma è questa cosa che io ora stavo parlando. Ecco qua, Lorenzo Calò, grandissimo. A Santa Margherita Ligure c'è una gelateria che si chiama Il Pinguino e lì si produce il gelato Il Pinguino, ossia un normalissimo cono gelato, solo che il gusto che scegli lo ricopri con del cioccolato che si secca come un cremino. Tra parentesi, gelato algida, un scimo che gusto scegliessi se andassi un giorno là? Secondo me escluderesti il variegato alla Nutella, perché è ovvio che io escluderei il variegato alla Nutella, ma chissà, sarebbe bello veramente poi portare anche, mo è venuta giusta Fannello, però per la prossima estate un'idea, magari, fanno i gelati di tutta maniera, mo ce l'ho, cremina, fanno i gelati a puff, ci manca solo fanno avere gelato a casa caruto e cose, però ci potrebbe essere benissimo, secondo me veramente un gelato a Choconut, perché i pazzi a me, ma la Choconut, a me piace, cioè c'è quella parte bianca che poi, basta che tiene il problema, la problematica che io mi ricordo una guaglione che tengo a Facebook, Valentina si chiama, non so se ci sta sentendo, se ci sta sentendo la saluto Valentina Numeri, mi dice Fabri guarda chi sta su grave problema, infatti vedere sul problema che la Choconut, no, essendo bigusto, cioè annullato e nocciola, annullato e non so se comunque è bianca e tutto, quando tu vai là e ti fai un biscottino che la Choconut, no, e tu tendi comunque con cucciaine, come si chiama, con curtiello, no, a mischiare i gusti, e ero per scelto un gusto che è buono pure, però nasciamo per esempio i bot volesse solo bianco, no?
e volesse mangiare solo bianco, però purtroppo essendo che stanno vicine, non stanno divise nel buccaccio, allora praticamente si ammescano, allora tu dici che cazzo, allora poi non so perché prevale sempre quel gusto di nocciola sopra a quello bianco, non che sia male, perché, però uno lo mangia bianco, poi mangia bianco, allora chi mangia a morte se ne fanno tipo una spartenza, da sta così, come si chiama, i ciocconutte e cose, vabbè, comunque questa è una mia cosa che poi mi sono trovato fondamentalmente anche con Valentina in questo tipo di problematica, mi sono trovato in questo fatto. Vabbè, comunque, Alessandro Masi, carissimo, ma volevo dire una cosa, può essere che la prossima volta cadono gli scogli e convogliano tutte le case cadute nella merda, invece chi cazzitta Alessandro Masi, la verità non lo so, vabbè. Comunque passiamo a Gennaro Sollo, c'è messo con un'amica che si chiama Federica, un consiglio come fare un pompino, ma che specie io su strunzini e leggo musico, che poi vado a fiducia, no? E mi metto a leggere cosa significa che da ora in poi le leggerò all'anime di destra non tradite la mia fiducia. Gaetano De Gregorio, buonasera, grandissimo Gaetano, saluto pure a te, bellissimo, buonasera, molto buonasera, basponetti, vabbè. Comunque andiamo avanti, Andrea Catalano, aspetta, Andrea Catalano, con coppa perché da Gepers, Truano, aspetta, chissà cosa c'ha la Gillette, vabbè, da Gepers Catalano ti troverò. Ale Destini, salve Fabri, saluta pure a padre Carlino, grandissimo papà, ti salutano i guagliù, alla santissima mamma di YouTube e alla sua figlia Connessione di merda, grandissima, una famiglia oramai si è formata. Vincenzo Pinto, cioè, quando pensi un raduno a Pompei, non so se tu me l'hai detto, sta cosa con Crunate sicuramente me la diceva questa cosa, quando viene a Pompei a fare un raduno. Voglio dire la verità, si predilige, perché mi parlo su qua stasera, predilige, no? Predilige, pagiti infervorare, non so se si è voluta prima, sono termini che ogni tanto li devo sciorinare perché per fare capire ogni tanto si fa la Italia, e di solito si predilige, ma non solo lì, poi fa i video e scegliere comunque una città, magari fai Napoli, ok, no? Se uno si sta fatti i comuni Napoli, no? A Fieratura, si capisce niente, si fa proprio i tour, non nemmeno permettere, però allora sai uno fa Napoli, fa Caserta, Pompei, e dopo come dice, cioè venite voi a Napoli, questo, però ma come ti fa capire? Può essere che io non lo faccio a Pompei, anzi, si vede che parecchie voi mi scrivete a Pompei, ecco, io mi organizzo e dico, ma muovo proprio una data a Pompei, e ci pare, lo faccio un raduno, quindi non mai dire mai, fondamentalmente, però a Pompei fai prima tu abbini a Napoli, perché questo voglio, ma non per pigrizia, me ne fotta, però a finire che venga a Pompei stiamo solo e te, come invece a Napoli sta più gente, stiamo noi e pariamo. Vabbè, comunque, alle Destiny Fabri a Casetto troverai pure la mucca di Casetto, ovviamente la mucca di Casetto. Luigi Boss, cioè, ieri sera ci viste una da Chilupaz e Platinetti, ti voglio bene, forse hai capito quella, che non mi ricordo come si chiamava, comunque che stava appunto al nostro raduno, che la Chilutrans, che la crea, la l'om, non si è capito, om, femmen, non lo so, comunque vabbè, che mi pare che era stata pure arrestata, ma mi sembra che già lo dicevo. Lucas Kitchen, c'ero e si è stata a Pompei, se lo sapevo, prima organizzava una partita ignorante tra case cadute e tra case cadute. Saluti da Luca, o voglio nella partita insieme per Mario, grandissimo Luca. Lucas Kitchen, quando hai letto Rom, hai pensato Lucas Kitchen, e beh, infatti sei tu Luca, anzi voglio approfitto per dire che Luca nel suo canale Lucas Kitchen è napolitano, voglio simpatico come me, e fa questi video di cucina che io sinceramente sono stato cazzo però se voi dovremmo fare piacere perché Luca dice che fa belli video, come c'avrei pure Luca. Ti saluto e anzi ti ringrazio perché la partita che facemmo il mese di maggio, non mi ricordo che. Sebastian Gallo, grandissimo Sebastian Gallo, ancora c'è il gioco commento tu, ma se non mi sbaglio tu stai in Olanda, prima si over, credimi, non ho letto commento tu, ma mi ricordo che c'ero finalmente, sono ritornato a Napoli, sono il ragazzo di Eindhoven, vedi che mi ricordo, siamo qui e la mia ragazza Gabriela, come sempre viva MD, grandissimo Sebastian Gallo, che ma a me mi fa un freddo in culo, quando saccia, non so, prima stava Massimiliano Marra da Monaco di Baviera, stasera spesse volte ci sei stato tu e Gabriella da Eindhoven, voglio per chi va posso abitare Eindhoven in Olanda, sta pure la squadra PSV Eindhoven, quindi per ci posso abitare, no? E quindi saluto Sebastian veramente con ti voglio bene veramente che io fa piacere. All'Icmo Bassone, scusatemi che interrompo, ma chissà, ha coniato, ha sfoggiato un altro film, Carlinochi addirittura, Carlinochi, Carlino, la storia è questa qua. Carlino ha abbandonato la carriera e Friggitur e Mulignan a Dulello o Panzaruttir, diventa pugile e sfida Ivan Bravo.
Ivan Bravo, attenzione, sarà che le sughe frutto, non lo so, e Apollo Conad, po titolo Reccasse Caruto, una volta vinciuto a Lucca Adriana, curra all'MD sta chiudendo, veramente un grande, cioè, questo forse è una delle più belle che abbia mai scritto a Licco Bastone, c'è la storia di Rocky, però in versione Carlino, è troppo bello, cioè, quasi da rileggere, perché veramente bella. No, ma aveva già riletto perché mi piace troppo. Allora, Carlinochi, Carlino abbandona la carriera di frigitore di Mulignane a Duello Panzaruttiere, diventato pugile, sfida Ivan Bravo, cioè le sue e Apollo Conad per il titolo delle case cadute. Poi una volta vinto a Lucca vicino Adriana, cura all'MD Cassaio Giureno, è una storia anche abbastanza commovente. Con Chiamannanza, Riccardo Simonetti, Fabrizio, la vicenda che ti racconterò non è bella. Qui a Nola c'era un MD, ma ora voglio intanto, scusa se ti interrompo, Riccardo Simonetti, mandando a Pianura stanno sparando i botto, sempre Capodanno qui a Pianura, io penso che la scrittura che poi a Facebook, che è sempre Capodanno, io a Pianura c'è una cosa di sparare le botte, che è una cosa assurda. Allora, con Riccardo Simonetti diceva, Fabrizio, la vicenda che ti racconterò non è bella, qui a Nola c'era un MD, ma ora non c'è più. C'è morto, veramente non è bella, è stato rimpiazzato da un Sisal addirittura. Che vergogna, il mondo cosa è diventato, veramente questa è una notizia molto triste, che a me hai fatto bene perché a dircela, però hai un poco hai anche un po' rovinato l'atmosfera, cioè, passo da un Carlinochi di Alicmo Bassone che mi dice Adriana Curro che sta giocando nell'MD a un MD che veramente va chiuso a Nola, queste sono pagine tristi che veramente voltiamo pagina perché queste sono cose brutte che mi mettono anche un certo magone. Allora Vincenzo Pinto, grazie per avermi risposto, Fabrizio, sei un grande, il prossimo anno che fare a Napoli ci sarò, ti voglio bene, amici, grandissimo, penso che tu si chiulai e come si chiama, di Pompei, ma no, ma conviene, non è per cattivo, io ne sapevo, cazzo. Allora Idas, così si chiama, Fabrizio, sono di Foggia, all'inizio non capivo una parola di quello che dicevi, effettivamente c'hai ragione, mi ha perdonato, però io parlo molto napoletano, quindi poi mostro cercare un attimo per la chiusa italiana, pure perché non lo so, però vabbè, comunque poi piano piano ho imparato a capirti. Il napoletano è il dialetto più bello del mondo, ma io ti voglio bene, Ida, e ti salute, mi fa piacere che stai a Foggia pure tu, comunque cioè, ovviamente avete il vostro dialetto, che poi non è proprio lontano dal ten un qualche cosa che dici, non è che è come un napoletano, nel senso che però non è proprio lontano dal napoletano, cioè nel senso che è un dialetto molto stretto, molto pure voi parlate tutto veloce, così, anche molto più veloce di noi. Antonia Mennillo, voi c'ero, scusa il ritardo, ma tu sei perdonata per carità, a parte che non c'è da scusarsi, ma qualora ci fosse da scusarsi, Antonia Mennillo veramente sei sempre perdonata. Antonia Mennillo che veramente ha fatto 2 raduni in Davide Mille, è venuta a tutti e 2 raduni e io questo non lo dimentico, e lei abita anche ad Ercolano, quindi un area Uvic, ed è venuta e la voglio proprio bene, oramai la considero tipo una sorellina più piccola, una cosa quindi la voglio troppo bene, la saluto. Gennaro di Giulio, c'era la circumvesuviana, è piena di scritte e buste dell'MD, abbiamo conquistato tutto, questo è vero, l'ho appurato sulla mia pelle, perché sono stato pure in circumvesuviana per andare a Pompei, e veramente voglio, a parte che non è solo la circumvesuviana, io non sto lì a Maffo Buffone, però voglio io ho visto busto dell'MD a morire, cioè a Ruaga che i bus dell'MD mo sarà IGA se tengo qualche problema caga, però vedo proprio bus dell'MD che veramente è moda, cioè non è neanche una busta da spesa, è una busta di moda, cioè capite, come fosse un dolce e gabbana, no? Cioè la si indossa con questa pure questa così ci tenga busta dell'MD che veramente per noi è una cosa eccezionale. Stiamo raggiungendo mete le quali erano anche abbastanza inaspettate fino all'inizio, e comunque e poi mi fa piacere che mi mandate fotografie ogni tanto che vedete la busta dell'MD, che vedete un berlone, l'MD è stata una cosa assurda quest'estate, in berlune, i fotografie in berlune che mi avete mandato un po' a Facebook, è stata una conquista di tanti territori, cioè un berlone paradossalmente è come fosse, che ne sai, una specie di bandiera, no? Quando per esempio Lucas Caruta di un coppa alunno, no? Arms, non so come cazzo, a piazza da bandiera, no? A bandire l'America, diceva fa mucca, gli americani sono di un coppa alunno, anche i russi hanno fatto questa cosa, e vabbè. Ma lui è l'MD, no? Che ha una bandiera per mo' naterim, però la faremo. È stato bello su fattere in Berlino, perché è stato come un gesto di piazzare una specie di bandiera dell'MD, no? E diceva fa mucca, russa a Gaeta, e mettiamo la bandiera dell'MD a Gaeta, no? Come terra di conquista. E quindi mi hanno mandato fotografie degli ombrelloni dell'MD
ovunque, voglio, ma addirittura in parti dove io non sapevo magari c'era l'MD, tipo Bolzano, voglio a Bolzano, non pensavo che eravamo arrivati fino a Bolzano, cioè, e questo fa presagire che noi conquisteremo anche l'Austria, probabilmente, io dico proprio così, è perché stiamo là, fra Bolzano, Austria, e stiamo là, e quindi voglio, ci sta proprio da, cioè, siamo forti, stiamo scassando. Comunque andiamo avanti, sempre Ida, la leggo, sta qua, Ida di Foggia, sta ragazzi, visto che ci sei, prova a parlare foggiano, e insomma, mi esce proprio, comunque la regola è una, non pronunciare le vocali, io so che quindi pronunciare le vocali. Insalata, ad esempio, si dice nzlat, nzlat. Prova, hai provato, ma non so se l'ho detto bene. Vabbè. Comunque, Leopoldo Rimoli, ciao Fabio, sei un grande, salutami, ma tu sei una grande casa caruto, tu sei un grande che invece ci segui, Leopoldo Rimoli, ti voglio bene. Antonella Lella, c'è magari Newhorn, Carlino Van Gogh, Palun e pianta l'ombrellone l'MD, un sogno che diventa realtà, voglio che sarebbe il top della, cioè, secondo me noi, proprio noi casa caruto, stessimo proprio incollati alla TV a livello proprio estremo, perché se Carlino facesse un pezzi, vabbè, ma Carlino questo potesse pure fare, secondo me nelle sue non fa per fatta umiltà, secondo me, cioè Carlino è talmente umile che dice, ma io faccio fa chissà che Carlino ci potesse che sordi catene, no? Figurati se Carlino si potesse costruire uno shuttle caduto, sicuramente, però raggiungesse a Luna, se potesse costruire casa in Coppa Luna, cioè Carlino potrebbe fare questo, però essendo comunque uno di noi, no? Ci piace questi messaggi e quindi non lo fa. Vabbè, comunque andando avanti, Alessia Pirone, ciao, cielo, sono Mary Esposito, queste sono anche cose particolari, cioè, sta cita Alessia Pirone, però lei è Mary Esposito, poi valla a capire perché si chiama Alessia Pirone, però queste sono le cose belle della te. Vabbè, comunque Alessia Enigma, Poli, che sta, c'è una frase Rocky, perché Alessia Enigma è un patito, Poli, ci vuole coraggio a salire sul ring con la certezza di essere sconfitti, Poli sarebbe o suocere Rocky, no? Ma tu ce la farai, dice lo Giuseppe. Rocky, cosa te lo fa pensare? Poli, la carica delle tue cartucce, ma sono frasi molto dure, solo chi mo ci vuole sapere Rocky e gas come mica ma la 500 volte tutte le volte muovi la cosa come se fossi Rocky e già va tra Achille. Comunque sono frasi dure. Vabbè, con Valentina Numeri che ti ho nominata, mo sto leggendo messaggi tuoi, ma io ti ho nominata prima nella live perché tu fai tra la cioccolata, fai tra la cioccolata bianca e della cioccolata a nocciola. Vabbè, passate via la live indifferita, poi vedi cosa te. Comunque Fabrizio, sono stata a Sorrento bellissimo, l'unica pecca non c'era leggerei, teneva Conad, credo non c'era leggerei, forse non giustivo l'MD, teneva Conad, però dobbiamo fa Conad in da borsa frigo MD sempre. Cioè, ho capito più o meno che non giustivo l'MD a Sorrento, ma questo non è vero, stiamo dando un'informazione sbagliata perché a Sorrento c'è stata Vicenza, no? Vicenza che fosse l'amico mio che oramai conoscete, no? Che faceva i video insieme, no? E mi ha fatto una capa tantissima Sorrento, veramente, è stato 3 giorni a Sorrento, e mi sta dicendo 3 anni fa, è stata mi sta dicendo ancora oggi Vicenza, quindi immaginate, una delle cose che mi diceva Vincenzo è che a Sorrento c'è sta l'MD, è come se non ci, cioè lui dice che si nutriva proprio all'MD, ma prima che IES ci frequentava, dice no, io sono chiuso a Sorrento 3 giorni e mi ha visto proprio, cioè, sono andato proprio a spendere lì all'MD, facevamo le spese all'MD, quindi Vicenza dice stronzata, però non credo che su questa cosa abbia detto una bugia, quindi forse non l'hai visto l'MD, ma c'era. Vabbè, comunque sei spisa con ad, ti voglio anche perdonare, ma che non succeda mai più. Allora, Ale Destiny, l'MD conquisterà l'America, scusami, sponsor sua santità Roberto Gallino, la regina Barbara D'Urso, veramente una casa caruta e caruto pure che la Mongolo, e il divino Barack Obama che sta in una baracca, che è stato il commento che poi mi è sfuggito e stavo leggendo, ma mi è sfuggito. Allora, Mary Oliva, Fabri, papà ha visto la live e ha esclamato, l'ultima live l'hai fatta quando hai fatta la prima comunione, parole dure, sei mancato anche a lui, lo voglio bene a te, a Patat, che è il capo dell'oliva, ovviamente dell'albero di ulivo, no? Che lo voglio bene, no? E avrà ragione, ma io mi sono giustificato, non mi sono giustificato, spiegato perché non ho fatto la live per un mese, perché veramente è stato un pazzo e un altro, e tu state cazzi fa. Antonio Pellegrino, c'ero su meglio quando vai allo stadio San Paolo, ma facete pensare che ci si viene, ma la prima partita, non accettano tra sì, cioè mi chiusero i botteghini in faccia, ma io lo scrissi pure a Facebook che cercavo i biglietti, vabbè comunque stiamo dici scusa dopo perdere i commenti,
vado a chiappare Antonio Pellegrino che stava dicendo questa cosa. Quando vai allo stadio San Paolo metti lo stato, così se ci so pure io ti vengo a trovare il disettore dello stadio San Paolo. E poi io tengo Eugenio mi apre la partita, tra l'altro, che sono anni che non vado a vedere la partita. Chissà di cielo ti piace la carciofla, di tue parole molto dure di questo Braig 3R, salutami, ti do una testa a culo la carciofla, scusa, per dire che ti piace a te con la carciofla. Antonio Lalella, respect for Vicenza, sì, Vincenzo è colui che poi è nato su tormentone che aveva fatto morire quando scritto fatto respect for Vicenza, anche dove non c'entra, anche dove non c'è Vicenza e voto a Gillette Comment respect for Vicenza, bellissimo da parte vostra. Flyed Bartoschi, c'era ma perché si chiama Frank e c'era uno chiesto Frank ci ha deciso io un giorno veramente ci decisi fa tipo un comizio, perché non basta un video, ci fa proprio un comizio, ci fa finta che ci fa un raduno, no? Allora vi devo riunire chi più persone possibile, ci voglio ma l'anime, ma vi spiego una volta e per sé, c'era ma si mutucava fuori raduno, no, si mutucava perché ha già fatto finta fuori raduno, ma ci spiega una volta e per sempre chi è Frank e poi chiama pure a Frank vieni a call'anime, chi è Frank e vi spiega chi è Frank, c'è stato perché la città da me di Bologna già faceva dice chi è Frank, comunque un amico mio, o di Canada, col quale ho iniziato a fare video, un caro amico mio di infanzia, col quale ho iniziato a fare video. Siamo sempre amici, ma non facciamo più i video insieme. Chi è Frank? E ora non mi è rimasto di là perché ora rompo il canale per un fatto comunque come dire, di cure, cioè non aiuto che ognuno, e Frank c'è è rimasto un ombro canale, anche se oggi sono in mie vicinanze per dire che facciamo i video, il nome è rimasto quello là. Vabbè, comunque andiamo avanti con i commenti. Salvatore Caruso, che ne dici dell'idea di mettere il logo dell'MD sulla maglia del Napoli? Sarebbe il massimo. Poi guarda, che se non è un'idea che hai avuto tu nemmeno io. A me mi manna una maglia del Napoli con lo stemma dell'MD sulla pancia, no? Perché poi tra l'altro la gente da modo ma tu sei di parte, no? A parte i colori azzurri della maglia dell'MD, scusi, i colori azzurri della maglia del Napoli, con il logo giallo e rosso dell'MD, guarda, io stavo proprio in amore, che il logo dell'MD in Coppa Maglia Napoli stava proprio come se si in Coppa Ferrarella, ma veramente. E mi hanno mandato questa foto, ma tipo quest'inverno, e io l'ho pure pubblicata, quindi sta nelle mie foto, si va a vedere in Coppa Facebook, la trovi, e quindi questa è una cosa che proprio sì, se veramente un giorno si avverasse questa cosa, potremmo dire che siamo stati i premonitori, no? E fa sta cosa. Luigi Bosso, c'ero ieri sera, oggi visto nata volta a Kill Lupazzi Platinet, ma lì già capite che la casa caruta che stava al nostro raduno. Vincenzo De Lucia, Fabrilo, mandi un saluto al grande Panzarò, grandissimo Panzarotto antistress, è andata ad Udine da una sua amica all'Anem Rumagnata, ci vuole fare una bella sorpresa caruta, grandissimo Panzarotto antistress, è un ragazzo che ho conosciuto al comico, se non mi sbaglio, sì, al comico, che tiene una bella panzulilla, no? Che però piacevole da toccare, ma la gente già tipo, la panzulilla che tu sai, te la in mano, ti fa una specie di stress, no? Ricordati che mi usare il che prima perché per antistress, e se una panza che assomigliava a chi lo usare, e lo saluto, aiuta Udine, ha fatto a casa caruta, ha detto il suo amico, e lo saluto. Mary Oliva, io sono stata al mare ad Agropoli, che mi dicono che è molto bello, ma non sono mai stato, o a meno che non mi ricordo, sono stato quando ero piccino, vabbè, e a un certo punto mi sono girato e ho trovato un ombrellone dell'MD molto vicino alla riva. Sono passata ma non c'era nessuno sotto, l'MD fosse come a Hogwarts, si dice così, sarebbe la scuola di Harry Potter, Hogwarts, o come cazzo si dice. Ah sì, non lo so se c'è anche un potere magico nell'MD, no, questo non lo so, andremo ad indagare. Lorenzo Calò, conosci la pubblicità dei cornetti surgelati Findus? Non la sopporto molto, dice nel caso come cornetto bar. Ma io vabbè, io non mi ricordo questa pubblicità di carità, ma non credo che un cornetto surgelato possa mai raggiungere i livelli del bar, anche se, mentre stai dicendo questa cosa, mi sono ricordato che quando stavo a Paia Domizia, appunto, che ho subito a fare questa animazione in Coppa Stulita, a mattina ci arrivano ovviamente il caffè e il cornetto, prevedeva la nostra colazione al Lido, e ci si chiamavano conchiglie, no? Le conchiglie che sarebbe una specie di cornetto fatta a forma di conchiglie, no? Ma non il conchiglio piccolo, il conchiglio di questa maniera. E comunque erano proprio buone, cascicolata Ind, a Gicciai era proprio buono. E dice, tazzo, però si conchigliano. Un mi dice, no, guarda, io sono suggelato, dice, no, mi scioccai pure perché dice, tazzo, faccio sono così buono, cioè, non mi sarei mai aspettato, voi per pregiudizio, che noi che a Napoli, vuoi o non vuoi, mangiamo sempre roba fresca, no?
a meno che ci mangiamo specialità di nonno Beppe, che sono surgelate, però di solito ci mangiamo roba fresca. E allora, sai, sta cosa mi ha sconvolto, ci stava c'è una cosa surgelata che non credevo potesse essere così buona, tanto da sembrare fresca, no? Quindi magari a Gicetà io non l'ho mai provato, questi cornet tra Findus e Robeva, anche se non li proverei perché è una marca originale, sapete che io sono intollerante, no, ai prodotti che non vende l'MD, e quindi non mi poco assaggiato, lo faccio, ma sapete, ma penso che pure l'MD vende qualcosa suggelato a livello di cornette e Robeva. Vabbè. Alic Mu Bastone, voglio attenzione, in un altro film, Astemmitor, si chiama qui, sulle note, sulle scia di Terminator, visto secondo me, Astemmitor. Roberto Gallino, ex spacciatore di cascette di Sorsetto, presso la Moccamam e YouTube, che è una società che lui chiama così, dovrà sconfiggere Tinas, che fosse su trans che è venuto al nostro raduno, con l'aiuto e Barbarella a Sora Fessa di Canale 5, che tutti noi conosciamo. Sante pe battuto, Sante è quel ragazzo che stava a Corfù, che ha visto i video in a Facebook, conosce, e Gianni Morandi per pare emanata, perché Gianni Morandi è famoso per le sue mani giganti, e quindi vabbè, che questo è anche un bel film, anche bella sceneggiatura di Alic Mubassù, che veramente mi è mancato, mi siete mancati tutto quanto, però pure lui che scrive queste cose, che è sempre ben accetto. Ida di Foggia ha detto: hai seguito la storia tra Ghe e Matte Bise? Che ne pensi? No, assolutamente no, anzi, ma pure incuriosito, perché credo che Ghe Pechegno e Matte Bise addirittura faccio, e no, non l'ho seguito, sono anche curioso, se me la spieghi, oppure me la capire roba per cazzo di me. Vabbè. Vabbè, Alessia Pirone ovviamente dice: ma nonno Beppe è sempre nonno Beppe. Vabbè, ma nonno Beppe è imbattibile, cioè nonno Beppe è chi su signore, no? Che baff che al lavoro all'MD fatto così, che poi c'ha le specialità di nonno Beppe, no? E quindi se è specialità di nonno Beppe, che ne sa, ci sono i prodotti suggelati, i pesci, no? I bastoncini di pesci, sui a pasta, sui fatti i pizze fatti così, sto all'MD, sto povero nonno, cioè si mette là e boh, fatto così, non so se è un fatto suo egoistico oppure là dall'MD si taglia il personale, quindi sa solo stata fatto così. Comunque nonno Beppe è un pilastro del nostro MD. Gennaro Di Giulio, c'era al prossimo raduno, ti giuro che ci sarò e ti porterò le graffe di pupetta, addirittura non mi sono sconosciute queste graffe, io già sentito questi graffi di pupetta, magari sono pure famose e faccio una figura in me, però boh, ma ricordo, cioè, rinfrescami la mente di cosa sono le graffe di pupetta, perché mi pare che conosco. Vabbè. Comunque andiamo un attimo indietro perché sto saltando i commenti e non vorrei leggere sempre gli stessi pezzi che pare. Andrea Pellegrino, c'ero quando fanno un raduno mi sto ancora rimpiangere, non so potuto venire al raduno precedente e mi dispiace Andotri, mi ricordo che non mi ricordo che problema avevi, non si è potuto venire, ma non lo so quando faccio il prossimo raduno. Allora, sicuramente ci fa chi su qua a casetta, perché veramente voglio la git la già fa, a me poi mi piace fosse dico le cose non le faccio, io cerco di mantenere, ci metto un tempo perché metto so che, però quando dico una cosa voglio sa da fare, perché ne esiste, la voglio proprio pure fare, quindi ha già fatto fatti i cassetti, poi dopo di che pensiamo a Natura 1 che a Napoli tutto questo. Mi dispiace per come già a scuola, una cosa che mi dispiace molto per voi, no? Perché in gioco proprio mi dispiace il fatto come già a scuola mi rendo conto che è una faccimi tarantella, mi rendo molto conto. No, voglio vedere un attimo una cosa, voglio sempre quanti pezzo sim perché io ho capito, sempre che l'ultimo che sto parlando no, siamo sempre una 43, quindi stiamo sempre ci siamo se non sto parlando soli, questa è è la cosa importante da verificare. Comunque, Antonio Pellegrini, Mary Oliva, c'ero Maro, quando ha visto video di Barbara D'Urso sono morto di risate, ho pensato a tutti voi amici della live e a te, amico come Fabrizio Barbarella è proprio una casa caduta. Ma infatti quando è caduta Barbara D'Urso, che poi non ci capito, si è fatto apposta, sì, perché poi oramai c'è sta... Io sono molto diffidente, cioè io non credo più a niente, soprattutto in televisione, soprattutto, non so, alla mia età, cioè, a 30 anni, non so, ma sono diventato poco diffidente, non credo niente. Allora credo che Barbara D'Urso abbia fatto pure finta, perché ma l'hanno mettita prima puntate piglia cara, no, allora dico io, secondo me è stata anche una, ma no secondo me, penso che parecchi lui l'hanno pensata, parecchi, che è stata anche una trovata pubblicità, nel senso che là, poi si cara, no? Essendo che a me mi schifano un poco tutto qua, si cara, sai come mi pare in culo, sai come girerebbe questo filmato che hai su Caruto, e sai che pubblicità che si fa la trasmissione amica mo è cominciata e aveva bisogno di pubblicità. Quale modo migliore per farlo? Pigliamo una sfascina Caruto,
E che così il video, infatti il video di Barbarossa è stato condiviso da tantissime pagine, è stato caricato addirittura da tantissime pagine, da tantissimi youtuber pure, addirittura che si hanno caricato video per fare visite e robe varie cose. E quindi, vabbè, va a chiamare scemo, no? Però troppo scemo si manuva. Comunque, vabbè, comunque questo è quanto. Comunque, non so cazzo. Ah, comunque, detto questo, io ora per parentesi e su video me l'hanno mandato, appena è caduto papà so mi hanno mandato su video in posta privata con papà che parecchio mi hanno mandato su e quindi io si va a Pompei, mi ricordo di lui e scrissi anche una cosa su questa, cioè tipo, ma da caso, sono subito a Pompei, no? Pensavo che la capitale mondiale, no? Io la definisco la capitale mondiale di Casa Caruto perché Pompei sono tutto Casa Caruto, quindi quale migliore capitale oltre che Pompei, no? E tu che hai bello se fosse da Pompei, e che ne sai, ci chiama Ronny Pompei, ma non so quale forza, diciamo, santa, oppure, diciamo, avesse fatto sì che io vai a Pompei per fare a Barbarossa, l'ho pensato, infatti la riuscita, anche se penso che Barbarossa tenè corn e quindi abbia fatto tutta una cosa finta. Vabbè, andiamo a rinnovare come Ida, Matte e Bisi, Ida sempre di Foggia, mi spiega questa questione di Matte e Bisi, hanno incontrato Ghe Pechegno, penso, no? Stai parlando di titolari club dopo in stazione gli hanno chiesto una foto, ma a quanto pare che gli ha risposto male, anche se la foto alla fine l'ha fatta. Va a leggere lo stato di Matte Bisi, hai capito? Vabbè, sì, hai capito la situazione più o meno. No, che ne pensi? E che ne hai già pensato? Non hai idea. Non lo so, innanzitutto non era, però vabbè, io metto un di panni su che perché capire no, una capire, una casa caruta purissima, nel senso che comunque su che perché, giusto pensa che ne so, se non lo so, magari sarà anche un po' buffone, non lo so, quindi magari la vista si lui, ai taglio no, credo, però non lo so, vabbè. Comunque, vado un attimo dietro a leggere i commenti. Voglio verificare una cosa. Quando non riesco a leggere i commenti, può capitare perché premo questo bottone per chi lo muove come. Cioè, voi non, casomai, se io non riesco a leggere un commento vostro, no? Copiate e incollatelo, nata voto, che io poi prima o poi la già legge, no? Dico io. Vabbè, comunque, SissiTube, wow, SissiTube, se non mi sbaglio, ma chi è SissiTube? Aspetta, sono Fabri, sono Silvia, dicevi SissiTube era un nome conosciuto. Io ti adoro, tu hai troppo bene Silvia che ha lavorato con me appunto a Baia Domizia stu lead che va a spiegare dove sono andato a lavorare e Silvia era veramente una delle più brave, no? Ma simpatiche, è tutta una simpatica, okay? È una delle persone più simpatiche che ho conosciuta a Baia Domizia, sempre sorridente, sempre una pacioccona, veramente. E il suo fidanzato Luca, che io voglio bene tantissimo, che è stato un guaglione che chissà, non facendo l'animatore, perché non era animatore, però è come se l'avesse fatto Luca, perché Silvia era animatrice, e quindi forse aveva fatto l'animatrice, però Luca, che è il fidanzato di Silvia, non era animatore, ma nonostante ciò ha fatto l'animatore a prestare noi, ha fatto scenette di cabaret, ha fatto, c'ha dato una mano, e poi un guaglione veramente bravo, e sono stato contento di averli conosciuti tutti e due, che sono una bella coppia, sono belli dei bravi ragazzi, dei bravi ragazzi. E vabbè, grazie per esserti iscritto al mio canale, sì, mi sono iscritto, sì, si tiene pure un canale, se volete andare a visitare, sì, pure fa, è una ragazza molto brava, è in gamba, e mi sono iscritto pure al canale suo. Antonio Pellegrino, c'era che parte precisa, abiti a Pianura, voglio io ve la git tante volte, io abito dove sta l'MD, e a Pianura c'è sta un MD, quindi io sono proprio di fronte all'MD, c'è un viale, in via San Donato, io abito là. Gennaro Di Giulio, se cerchi se cerchi graffe di pupetta, appunto perché su Facebook esce la pagina a tipo 100 10.000 mi piace ed è famosa soprattutto tra le nostre zone. Io perché a mia c'avevo qualcosa che era Castellammare, Pompei, Gragnano, eccetera, sono buonissime. Sì, ma infatti sì, graffi pupetta oggi sono sta poca fa. Ho sentite perché sì, sono famose veramente perché mi sono venute all'orecchio. Vabbè, Mario Oliva, Fabri, qual è la scena più divertente che ti ricordi di Baia Domizia? Ce ne stanno assai, ce ne stanno assai perché io a Baia Domizia sono stato, io ve l'ho spiegato anche lì, però in pratica sta su questo amico mio che si chiama Giuseppe, che si è aperto questa agenzia di animazione, no? Dove lui praticamente vabbè, piglia l'animatore per i villaggi, piglia l'animatore per il festival. Ecco, questo amico mio, con lui ho fatto l'animazione per anni, no? Siamo stati in Tunisia, in Egitto, in Grecia, siamo amici, abbiamo vissuto veramente insieme, ecco. E c'è stato pure una mia amica che si chiama Giancarlo, che praticamente pure si fa l'animatore, con lui è un grandissimo amico mio, che pure lui siamo stati in Tunisia e in Grecia, e quindi mi hanno chiamato, vieni, e io sono chiuso perché sapevo che stiamo loro, e quindi sapevo che stiamo insieme e ci divertiamo, ma infatti abbiamo fatto un cuoco nero sale insieme, perché poi loro sono due case che hanno avuto ma vere, e quindi voglio, cioè,
cioè di tutto e di più sanno filare di combinare, cioè il re solamente all'ebreo, ma viene a ridere. Però poi Steve Giuseppe che veramente era una casa caruta e ne combinava di tutti i colori, e quindi non mi ricordo un sacco di cose, ma ricordo che non so, io sa giuttetto un ragno, per esempio, no? Giuseppe, bello sa giuttetto un ragno, e tu dici, ma come cazzo ha fatto sta giuttetto un ragno? Questa è la cosa particolare, perché sai, che succede? Ti si fuma sempre, no? Giuseppe sta sempre a casa, e quindi stavo fumando, io non so come sia successa questa cosa, all'improvviso lo vedi che è bello buono, così a sputare, no? Lo vedi che sputava tutta la cucina, no? Correva e sputava. A un certo punto piglia e sputa in due lavandine, no? E caccia fa schifo pure, però caccia tipo una bava, così, no? Una sputazza. Giuseppe magari, no, ne capito, ma ne c'è morto, ne capito, magari Giuseppe che ne capito, ma c'è tutto un ragno, ma gli arrivo ovviamente, Giuseppe, ma come cazzo fate a tagliare tutto un ragno? No, chi lo ragno, pensate un po' questa cosa quasi incredibile, ha dell'incredibile, cioè un ragno si era pugliato, un coppa la sigaretta, un coppa un mazzone la sigaretta, no? Proprio sul mozzone, e mentre si era fatto dire, si era chiuso un ragno, pensate un po' la sua, e che la volta proprio non ci potevo pensare a sta cosa, e si sputò questo ragno, lo sputò, ma che sia difficile a spiegare questa cosa. Immaginate un ragno, no? Usavi un ragno, no? Te ne capa, e poi tendi come si dice, no? I cosci, così, no? Essendo che un ragno, visto se l'era a YouTube, se l'era cioè questo ragno poi era uscito dalla bocca sua bagnato, e quindi su ragno assomigliava, era uscita così, c'era una tipo un piccolo stuzzicadere, come fa schifo a spiegare, però era uscita una cosa così infusa, cioè le zampe, era un'ucerina, era diventata tipo un'ucerina, un fiammifero, capito? Cioè la capa e poi il corpo, tutte le gambe tutte bagnate, e quindi come quando te ne capito lisce, bel buono, si capito lisce, tipo, poi, e quindi su ragno mucca è rimasta la storia, che chi si sei chiuso ragno con una sfortuna che per solo lui, te ne proprio una passata anche altre di sfortune che poi se avrò l'occasione di racconterò, ma che sa che sa chiuso ragno è stata proprio il top del top. Allora, Salvatore Caruso, se per caso dovrebbe capitare un miracolo, e prendi la parente, che veramente me la sta regalare più che quale macchina compreresti? Purtroppo la macchina dell'MD non esiste, fosse bella MD Mobile, ma come idea non sarebbe male, infatti. Ma io ti ricordo, dai, su di come tu scuola, lo dici, a parte che a me proprio mi fotto la patente per ora, anche se ti dirò un motorino io lo vorrei, e quindi per tenere un motorino una patente, una piccola patente la devi prendere, però si può pensare ma parli macchina, e io sono sempre stato un fan, cioè, come te ci fa capire, cioè, un fan non mi piace, però uno che sono sempre piaciuto le macchine americane, ma non in macchine americane che ne sacciamo, che la mode, ma sono sempre piaciuto, vabbè, tu ci sei scemo, sempre le Cadillac, ci sapete, le macchine grigie, no? Le macchine blu celeste, con quelli long, allora tu dici, ma c'ero no, ma tu dopo me presentare una macchina che sta in terra piano, cioè, no, mai, non potrei mai, però mi sono sempre piaciuti queste macchine, sarà perché mai ci strisciano, mi la film, dai, da me, e mi sono chiuso a fundire in capo queste macchine, però mi sono sempre piaciute queste macchine americane, si proprio ma parlare, le macchine italiane, roba, a me mi piace, sono molto strano di gusti su questo. A me piace la 500, per esempio, ma quella là vecchia, che la là UCS, quella là, tipo a ira, verette, o l'altro io, verette una 500, stavo parlando della scatoletta di tunnè, quella là vecchia, la vidi decappottata, cioè no decappottata, no decappottata, cioè sì decappottata, cioè senza il pezzo di sopra, tutta bella, nuova, sai, tutta fatta, ci restaurata, e veniva a lui che camminavano senza cappotto, in coppa cioè, ma a me che lo piace, si macchina strana, cioè, si macchina, non si macchina oggi, mi sono mai piaciuti, spascimi macchine moderne, a me mi sono mai, quando dicevo, ah, ci cattata la macchina, cioè, a me, ma ricarica, che se ne fa trumi per, mi sono mai piaciuto a me si macchina, non lo so perché, perché tu quando invece si macchina repa, sti fatto maggiolone, pure il maggiolone, ma no, quello nuovo, sempre stiamo là nei luoghi, cioè, ma sono sempre piaciuto a me, sono sempre stata, cioè, allora si è proprio messa via una macchina, mi piace la macchina. Vabbè, comunque, di detto questo, Lorenzo Calò Crozza aveva fatto una specie di imitazione di Milena Gabanelli, tra parentesi, la conduttrice di Report, che non ha neanche prese. Immagina se Anna Furore lei proponesse un viaggio a Parigi, la Gabanelli risponderebbe convinta, meglio non andarci perché poiché i soldi spesi verranno finanziati per la TAV che distruggerà la Val di Susa. Ah, boh, frate a me toglie bene l'ore, ma non ci capite, no, non ci capite, ci pure capite, però ci addentriamo in cose che non ci appartengono, nel senso che a me mi appartiene, sta TAV, sì che sarà una tassa, non so che cos'è, però non ci capite che cazzo è, da ignorante, te lo dico, vabbè, comunque,
Vincenzo Riola, ormai non ci spero più in un tuo saluto, si proprio una casa caduta. E vedi che quando uno poi perde la speranza, poi alla fine non va bene, perché adesso io manca a fare un po', ha ingarrato commento e ti saluto Vincenzo Riola e devi sempre sperare, che io vado a speranza è l'ultima a morire. Lucia Leone, come hai scritto in nei commenti, non si sta cazzo in salva. Vedi anche tu Lucia Leone, meno male, la gente che si chiama tu mast male. Davide De Greco, cioè la prossima live fa finta cacare, a così la prossima sapere tutto quanto, che si vede è un'idea molto barbara dursiana come idea. Vabbè. Antonella Lella dovreste pure indare una cucina gialla e rossa con marchio MD, ovviamente, anche se si potrebbe fraintendere perché si sa da scelta scritta MD sicuramente, se uno si pensa che la da Roma e quindi pigliamo un buco in rota, la roba alla macchina, ma un fuoco nella macchina, quindi bisogna scrivere sicuramente MD. E vicino a Targ l'adesivo Casado Cola invece di Coca-Cola, bellissimo. Scusate un attimo, tengo il telefono che sta tipo suonando, ma sarà qualche casa che ovviamente numero privato a cui non risponderò. Alessio Enigma, quando te fai bidet, lo fai pure nella doccia? Queste sono domande abbastanza poi quando superiamo un certo orario scattano delle domande un po' strane, questa è una di quelle. E vabbè. Mary Oliva, fammi un messaggio da mio padre. Quando ci viene ad onorare a casa nostra, tutta roba paesana, vino, carne e verdure in quantità e olio naturale, ma io per carità non ho nulla contro, anzi ti ringrazio che tu mi inviti a casa tu a mangiare, quindi veramente ti ringrazio. Non voglio essere petulante, non voglio essere però a me non ha casato come la fa troppo, poi per carità va benissimo tutta la roba paesana, per carità, poi mi ha fatto una curiosità rusticata, perché per dire queste cose abiterai in qualche paese che mi ha fatto una curiosità di capire, quindi fammi capire dove. Io ovviamente accetto l'invito perché per carità una magnata non si rifiuta mai e anzi ti ringrazio a te a Pato che veramente sta rutando, già che ho fatto stare una live Pato sta scassando cose che è un pubblico che non mi aspetto, un padre di famiglia che si vede una casa che come me è sempre una cosa onorabile. Chi è stato fatto la cosa male? Chi è gli Kawaii Channel? Non sono giapponese, capito? Ma chi ha etnia? Fra, ti voglio bene, non ho detto. Vincenzo De Lucia, Kawaii, perché risponde a un commento di qualcuno che aveva detto Kawaii, nella casa caduta giapponese, Frank non c'è più. Evidentemente Kawaii voleva sapere qualcosa su Frank. Vabbè. Andiamo, chiedo Giuseppe Soriano, ha detto buonanotte, c'ero visto posto e buona, se non c'è la qua è trasuto, visto che sono le 11:20 ha detto buonanotte. Comunque vabbè, andiamo indietro perché no, c'è sta Antonio Pellegrino. Antonio Pellegrino, Cero, se ti devi fare le tende, c'è mia mamma Nunzia Sarturello, ti voglio bene, ma io ti ringrazio, ma io ti dissi anche che anche mia mamma fa la sarta, quindi anzi mia mamma pure ha fatto il tenda a casa mia, se è fatto quindi proprio veramente ti ringrazio, pure a Nunzia tua mamma, perché le tende siamo coperte, se è coccata cosa, però le tende siamo coperte. Allora, Vincenzo Riola, c'era mai pensato di fare un libro, ma l'accattassi corso, ma io guarda, non ti nego, calata voto, non so se mi scrivete questa cosa, no? Su un commento, tipo, hanno fatto che scelta, a Facebook, e mi scrivete, c'era ma tipo una cosa che ma tu hai mai pensato di fare, scelta di la verità, fra, io veramente ci ho pensato di fare un libro, ma già sempre pensato di fare un libro, ma pure prima che esisteva Facebook, perché mi è sempre piaciuto questo fatto di scrivere, a me mi è sempre stata una cosa che non ho fatto con grande, come si dice, abitudine, però ogni tanto la tenevo questa cosa tipo mettere a scrivere i battuti, mi è sempre piaciuto anche poi raccontare delle cose, mi è sempre piaciuto farlo a livello di video poi quando è uscito YouTube e Facebook, però mi è sempre anche piaciuto scriverlo, infatti quando mi trovo che tengo quel momento che sono bello rilassato, tengo un cazzo, mi fa piacere scrivere qualcosa così e quindi sì, mi piacesse, è un'idea che a me mi piacesse da fare, perché poi la verità a parte il fatto ducca a tasto, mi fa piacere ducca, però a me mi piace proprio scrivere, mi piacesse quindi è una cosa che magari un giorno, io so, capitano cazzo, si potrebbe fare, mi piace, è un'idea che non dico che mi piace. Mary Oliva, allora Fabio, io abito a Mano Calzati, un paesino in provincia di Avellino, stiamo nella completa campagna, ovviamente hai anche il passaggio, guarda, che esiste un fatto che mi dispiace a me, io mi sento un po' strunzo in senso nel senso che il fatto che ora mi sono a per, quindi sono sempre soggetto a passaggi e robe varie, però effettivamente vabbè non è che facessero un passaggio a Vallini fino a capo, perché veramente poi ci venisse a fare una cosa di sorda alle benzine, però si ci stanno treno una cosa, io
già mi inviti a pranzo, quindi poi mi metto pure a mi mettere in macchina, faccio pallina in aula, una pallina e non mi sembra. Sì, c'è stanno treno, si va un attimo, ci si viene incontro, però mi incuriosisce questa cosa che sta in questo paesino che io non conoscevo, il nome non lo... Mano Calzati, non l'ho già mai sentito, anche se io sono in completo ignorante della provincia di Avellino e di Benevento. La GIT pure qualche volta a Cocco Live sono proprio un ignorante, cioè insomma mai stata cazzo e Avellino e Benevento. Tu dici, ma c'è una cazzo da fare? No, ma poi cioè, sono città che stanno qua vicine, che uno che cazzo, e uno è stato là, è stato qua, e siamo stato là, e zima cazzi Avellino e Benevento, cioè dico, non lo so, è sempre stata la mia curiosità pure andare a fare, però su sta l'occasione, il modo di, e quindi questo potesse essere un modo di andare a visitare Avellino, e che cazzo, che non sono mai stato, no? Poi magari ci stanno qua a Avellino, però la curiosità dice la fa molto sta Avellino, vabbè. Comunque, Antonio Pellegrino, cioè, quando farai una live con Carmine Migliaccio, grandissimo Carmine, lo saluto, anzi saluto pure la sorella, non so se sta in live, Manuela, che voglio bene, che se vede i video e mi scrive spesso, non lo so quando la faccio, però sicuramente l'abbiamo fatto qualche volta e ci sarà modo per rifarne qualcuno. Lorenzo Calò, una volta ti chiesi come si chiama la canzone di sottofondo in cui ti eri travestito da scaffalista dell'MD, che poi è una canzone che è andata molto di moda, che si è stata, si sentiva dei bar, dei cose, dei vari, si chiama Feel the Vibe, Feel di Bob Sinclair, sì è vero, sì, mo' mi ha ricordato perché Vincenzo mi diceva era una canzone di Bob Sinclair, cantata da Down Tallman, non so se c'è tipo Down Tallman, così, so. Comunque sì, è una bella canzone, che non mi ricordo come fa, comunque è una bella canzone. Andrea Trella, c'è nome Lido Abbaio Domizia, si chiama Lido Sport, sì, si chiama Lido Sport, si chiama, ti prego rispondi e salutami Casa Caruto. Andrea Natrella, all'anima Casa Caruto, io ti ho già salutato, perché mi ricordo, ci ti pure fatto un cognome, ma tu evidentemente non dassi ora in live all'inizio, ci ti pure un cognome che mi ricordo il Paparello, me lo ricordo, e quindi ho salutato. Comunque sì, era Lido Sport, mitico Lido Sport, me lo ricordo con sorriso perché veramente sono stato bene. Lucia Leone, ho aperto il frigo, ho trovato una Coca-Cola, no, lo so che ti ho deluso, no, ma veramente mi hai deluso, iettala subito immediatamente perché, anzi, guarda, mandami una fotografia dove l'hai cestinata, ti dirò di più, voglio che tu mi mandi una fotografia che hai buttato la Coca-Cola in una monnezza, proprio per rispetto proprio mio e di chi ci segue, perché, cioè, siamo fatti tutto tatuaggio l'MD, Medio Riva, veramente ad Avellino ci stanno LOL, ma forse su cose che in capisci, ci stanno LOL, vabbè. E guarda caso stanno pure i pullman. LOL non ci avete che vabbè, però è vero, non ci sta quasi un cazzo ad Avellino. No, vabbè, tu sai, accedere ci stanno cazzo ad Avellino, non sono mai stato, sono curioso. Lucia Leone ha aperto e dato fatta con noi, perché veramente Antonella Lella, no, c'era ad Avellino, non ci stanno treni, è terzo mondo, chissà come è che sta l'MD, e vabbè, quindi non è, già c'è proprio c'è sta l'MD, mi hai tranquillizzato perché possa avere uguale zucchero, che ne sai, possa avere uguale fisica, ma serve una casata con, sacci che posso contare su un punto vendita dell'MD, e quindi questo è buono. Andrea Natrella, ci andavo da piccolo ogni estate, sono 2 o 3 anni che non ci vado, mannaggia, guarda il caso. Che cazzo si fa? Cioè, che cazzo, mi dispiace perché ci fossimo incontrati, poco. Io ho anche incontrato qualcuno che conosceva da Facebook, no? Che magari ci scrivevamo, un guaglione che si chiama, non mi ricordo, no, però, come si chiama? Domenico si chiama, un guaglione che io conobbi su internet perché teneva una specie di web radio, e una volta facette una live sulla sua web radio e mi trovai annanzi praticamente a sto leader sport e come mi fece piacere, ma mi dispiace che non si è venuto, vabbè comunque si divertito tra l'altro, vabbè. Antonella Lella, Antonella Lella, appunto a stento stanno i pullman, ma i treni, ma i treni, che roba è che si mangia? Si ringrazia solo per l'MD, no, diceva cioè, ha capito, non sapeva manco sui treni qua, questo non lo so, perché sono molto impreparato, però già che ci stanno i pullman, già è buono. Alessio Enigma, Mary, è la tua opinione che conta, non ci capito quale opinione. Vabbè, Marco Fontanella, ce lo saluto, mi ti seguo da tantissimo e solo ora riesco a commentare, sei un grande. Ti voglio bene, grande Marco, scusa, fiore me, Marco Fontanella, che solo ora riesce a commentare. Mi dispiace perché i bot ci sono sempre stati dei problemi sul fatto dei commenti, però cioè, io so che per commentare si deve essere iscritti al canale, che si manit, che si e quindi si iscritti al canale e hai sta commentare
Mo' il problema poi trovo con telefonine, perché purtroppo telefonine non so perché a volte non ti fa commentare, però mi capita pure che tu col telefonino non riesci a commentare perché magari tu vai sull'applicazione YouTube e entri nella diretta, invece ya fa tutta la trafila, cioè devi andare su Google, devi scrivere Frank e Cerrone, poi vai in gruppo canale, vi dà live prima e in questo modo dicono che ti fa commentare, quindi un po' che la mamma YouTube a mille strade, e questa è una di quelle che purtroppo facendo questo metodo riesce a commentare, non facendo questo metodo non riesce a commentare. Vabbè, comunque, Vincenzo Oriola, purtroppo sono costretto a lasciarti, no, ma fra poco me ne vado, non ti preoccupare. Domani mattina ho un allenamento e devo alzarmi presto, cioè c'è su MD MD Forever, sempre MD nel cuore. Vincenzo, voglio bene, ti saluto, buonanotte. Andrea Natrella, non so se hai conosciuto mio zio, si chiama Leonardo, è troppo forte, lo spero, non lo so perché cioè quando vado a fare quando stai da su leadership, cioè, ma di solito faccio sempre così, quando vado a fare animazione, cioè do sempre dei nomignoli, dei soprannomi, allora che c'è Leonardo Zito, tu ti chiama Mastro Lind perché tenevo un mollone, per esempio, e quindi do sempre dei soprannomi, quindi magari lo faccio pure, però ci ha girato un soprannome e quindi non mi ricordo nome, quindi poi dice Lais si mi ha conosciuto a me più che altro, così magari ma pensi sì perché ha conosciuto veramente quasi tutti. Non so, all'Icmo Basso c'era un stanno chiamando la pianura, vanno trovando pare film ci sentiamo, grandissimo all'Icmo Basso, si può una mese, pure a me mi fa piacere, quindi c'è un ruolo, una cosa, mi farebbe molto piacere, ovviamente lo scrivi tu, il film. Alessio Di Guacero, se fai un figlio, lo devi, hai detto a tuo figlio, ma che hit? Ah, Cero, se fai un figlio di, ma così leggo, lo hai detto a tuo figlio, boh. Non è importante come colpisci. Ah, ci capite, sempre andavo fatte Rocky. Ci capite, che si facciano figlia, già dice a mio figlio sta frase. Non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti in piedi. Sto veramente freddo un gol e frasero. Vabbè, probabilmente fra 2 minuti chiudo perché mi sono reso conto, a parte che sta la voce, perché poi non è mai stato semplice parlare per un'ora e mezza consecutiva, quindi fra poco faccio a lasciare. Vabbè, comunque meglio livello so ragazzi, mi vergogno di Avellino, ma sta a penna Parenzo con Paolina sta mettendo in luce, io non ho assolutamente detto che Avellino è, ci tengo a precisare di lui che sta dicendo Lucessa lì, ma io non credo, comunque mi vergogno di Avellino e provincia, ma sono qui e mi devo regolare tranquillo, Fabio, ce ne sta 7-8 e mezzi, e già che ci sta 7-8 e mezzi, voglio Avellino è una signora città, ma no perché diciamo, ma c'ero che si fissa 2 MD, no, ma 7-8 MD significa, cioè, significa qualcosa, quindi forza Avellino, e anche a questo punto di vista. Vabbè. Salvatore Fiore, Fabri, mi saluti per favore, ti adoro. Salvatore, ti saluto, come ti saluto, Salvatore Fiore, hai voglia. Marco Fontanella, sì, ce l'ho, ti ho sempre visto dal telefonino, video che a casa loro da Zoom, no? Ma non io il solo che vedi la live dal telefonino, sono forse la maggior parte si vede la live in tuo telefono, perché oggigiorno stiamo con i telefonini, no? Il computer, forse sono rimasto soli con il computer, cioè tengo pure il telefono, però il computer mi trovo un po' meglio, ma sono a casa piglio il computer, però oggigiorno ovviamente stai con i telefoni, ti vedi la live, e quindi si insapiva questo fatto che da gente magari non riuscivi a commentare, ma mo gusta che stai riuscendo a commentare, quindi non c'è problema. Francesco Staiano, mi si è mancato, pure tu, Francesco, grandissimi e tutti mi siete mancati, lo ribadisco perché è vero. Saluto come no, Francesco, grande. Sì, Antonella Lella dice Cicero si sente che una salivazione azzerata e ti non bisogno di una grande casato perché effettivamente io ho bella fresca e c'è quindi io veramente vi lascerei pure perché siamo rimasti 26 minuti che veramente sto a buffando il pallo perché ne erano 50 e quindi mi rendo conto che a 25 sono soffiuto perché vabbè. Quindi ragazzi colgo l'occasione veramente per ribadirvi ancora una volta veramente voglio troppo bello, troppo questo ritorno alla live è stato bellissimo, quindi lunedì alle 21:30 poi si capita qualcosa martedì, ma lunedì alle 21:30 stasera abbiamo ripreso, quindi si riprende con l'appuntamento settimanale della live alle 21:30 come tutti i lunedì e niente, voglio un po'. Poi dico proprio perché la stiamo preparando perché è meglio che un dico proprio. Stiamo preparando veramente un vari video proprio come Dio comanda, non vi preoccupate, anche tra cui parodie, quindi attenzione parodie, e che fra presto facciamo vedere. Dopodiché vi saluto, voglio proprio bene, veramente, saluto con grande, veramente, come si dice, affetto tutti quelli là che si vedono una live indifferita, lo dico, lo sottolineo e non mi scoccerò mai
mossi pummacano di dirlo, perché su chi di là che comunque sapere sta spascimi live fine una roba, cioè sono una cosa tremenda e quindi voglio troppo bene veramente, voglio bene a chi sa avere ovviamente in diretta, ma voglio bene pure a voi, cioè che è la stessa cosa, quindi bellissimo. Quindi voglio vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo a presto. Stiamo sempre un po' là, un po' a Facebook, ci sentiamo con novità, con le cazzo sempre lì. Buonanotte, ovviamente, forza Carlino, forza MD, ma già li sapete queste cose che ve le dico. Voglio, a presto, è stata una bella serata, grazie. Voglio, un bacione, ciao, voglio, buona serata, buonanotte.